Cordiale, buonasera e benvenuti all'appuntamento con Focus TG serale. Di lei non si avevano notizie da quasi 2 giorni. Ieri però il suo corpo è stato ritrovato. Stiamo parlando della ragazza di Thiene che si trovava in Marocco. Le circostanze della morte però non sono completamente ancora chiare, vediamo. Si chiamava Eva Valerio, era nata a Thiene 30 anni fa, trasferendosi poi a Montecchio Precalcino. Appartiene a lei il corpo ritrovato sulla spiaggia di Butala, nel sud del Marocco. La giovane si trovava con un amico del posto in vacanza nella località turistica, noto polo di attrazione per gli appassionati di surf e kitesurf. Dal 3 gennaio però di lei non si aveva più traccia. Al camper che condivideva con il compagno non aveva più fatto ritorno. L'uomo ne aveva quindi denunciato la scomparsa, facendo partire immediatamente le indagini. Alla fine gli agenti della locale gendarmeria hanno ritrovato il cadavere lungo una spiaggia nella laguna di Dakhla. Le cause della morte sarebbero riconducibili all'annegamento, ma per accertarlo le autorità inquirenti hanno disposto l'autopsia sul corpo della donna, che è stato trasportato all'ospedale di Agadir. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle dinamiche della scomparsa dall'incidente all'omicidio. La procura di Dakhla sta inoltre vagliando le dichiarazioni dell'amico marocchino della donna, che avrebbe anche collaborato attivamente alle ricerche. E Eva Valerio era nata a Thiene, ma prima di andare all'estero è cresciuta a Montecchio Precalcino, dove risiedeva appunto con la famiglia. Un'intera comunità oggi è colpita dal dolore per la perdita di una sua figlia. Questa notizia che cosa è? Il primo pensiero qual è stato? Non abbiamo mai dormito, neanche a mia figlia, che io la conoscevo benissimo. Conoscevo la ragazza, conosco la famiglia, conosco soprattutto la sorella più piccola che andava a scuola con mia figlia e sono molto addolorata per questa cosa, perché è una figlia di tutti noi e perciò, essendo un paese piccolo, ci conosciamo tutti. E davvero la comunità tutta di Montecchio Precalcino si sta stringendo attorno alla famiglia di Eva Valerio. È un continuo via vai di persone nella casa di via Moraro che, schivando microfoni e telecamere, desiderano portare la propria vicinanza al papà e alla sorella che vivono qui e dove ieri sera sono arrivati i carabinieri a portare la drammatica notizia. Eva era uno spirito libero, figlia del suo tempo. Aveva terminato gli studi e la formazione alberghiera per girare il mondo. Si spostava spesso in Francia, ma tornava sempre qui, nei luoghi dove era nata, cresciuta e dove era stata amata da tutti. Una ragazzina allegra, contenta con tutti, parlava, era attrattiva, diciamo, e gentile. Una brava ragazza, e era andata a abitare via dal paese da qualche anno e perciò l'ho persa di vista, però brava ragazza, insomma. Eva la conosceva da quando che è nata, sempre un chiacchierona. Sì. Simpatica e buona, perché la metteva qua e disegnava. E restiamo a parlare in qualche maniera di esteri, perché la paura nelle prossime ore di un'escalation militare vede mobilitarsi la macchina da guerra statunitense, che coinvolge anche le basi italiane di Aviano e Vicenza. La crisi in Medio Oriente, dopo l'uccisione del generale iraniano Soleimani, sta aggravandosi sempre più, come pure cresce la paura per le minacce di ritorsioni anti-americane da parte dell'Iran. Washington ha fatto innalzare il livello di allerta, ordinato alle basi statunitensi in Europa. A Vicenza il livello resta ancora solo di preallerta, almeno ufficialmente, per i contingenti di paracadutisti della 173esima brigata, ospitato nelle caserme Ederle e del Din. Innalzato invece al livello superiore l'allerta della base aerea di Aviano, dove sarebbero già in trasferimento i paracadutisti provenienti da Vicenza, un contingente che oscillerebbe tra i 150 e i 700 militari, chiamato la punta di lancia per le operazioni in Medio Oriente. E voltiamo pagina. A Mestre il parco di Villa Querini è ancora teatro di spiacevoli episodi. Dopo che si è punto con le siringhe, un uomo è stato aggredito in pieno giorno. La cronaca. Mi sono ritrovato in mezzo a una rissa. Mi è andata bene, sono rimasto in piedi,
tutto quello che si vuole, ma comunque ci ho portato a casa una frattura composta del setto nasale. Il 1° gennaio, a mezzogiorno circa, quest'uomo, che per motivi di sicurezza preferisce non farsi vedere davanti alle telecamere, stava passeggiando con i suoi cani nel parco di Villa Querini a Mestre, quando 3 ragazzi ubriachi hanno lanciato una lattina. A quel punto lui, sapendo che poco distante c'erano parecchi bambini, ha chiesto al gruppo di comportarsi bene e di tutta risposta è stato picchiato. Un episodio che avviene a distanza di pochi giorni da altri. Prima una donna è stata strattonata e spintonata, poi a me è successo, fra l'altro, non in una zona nascosta del parco, ma passando in mezzo agli scivoli per i bambini, che uno dei miei cani si è infilzato un polpastrello con un ago. Dopodiché è successo quello che è successo a me, e in questi ultimissimi giorni, perché è una cosa che ho sentito 1 o 2 giorni fa, una donna che era lì col cane, che ha fatto i suoi bisogni, va a raccogliere quello che deve andare a raccogliere, e anche lei si è infilzata con un ago mollato lì. I residenti sono preoccupati e spaventati. Il timore è quello che dopo tutti gli sforzi fatti la situazione di pericolo e degrado all'interno del parco torni come prima. Anche fuori dal parco, nella zona davanti al tennis club, davanti al CONI, il ponticello che dà verso via Wolferrari, eccetera, c'è una compravendita continua, c'è un bucarsi continuo, c'è un siringhe mollate in giro continuo. Dopo, quando qualcuno va via di testa, dopo non gli si può neanche dire più di tanto, perché alla fine l'esasperazione porterà solo a cose ancora più negative. L'unica cosa che si può fare, secondo me, bisognerebbe pattugliare tanto, perché almeno sta gente, se si sente osservata, se gli si mette addosso un po' di pressione, è vero che tanto non cambiano vita, però magari vanno da un'altra parte. Dopo dici, ma allora sposti solo il problema. E anche quello è vero, però se quantomeno gli mettiamo addosso molta pressione, chissà che sia la volta che lo vanno a fare solo a casa loro e che non facciano casini in giro. I residenti non hanno intenzione di mollare la presa. Ci presenteremo in procura, perché di certo non vogliamo che venga fuori la guerra di quartiere, però cercheremo di convincere le istituzioni che è ora di cominciare a muoversi in maniera quantomeno più evidente. E schianto fra 2 auto stamane poco prima delle 7 lungo la Noalese a Quinto di Treviso, 4 le persone coinvolte, tutte ricoverate all'ospedale Cafoncello di Treviso, 3 di loro sarebbero in gravi condizioni, fra questi un 51enne romeno rimasto incastrato fra le lamiere della sua vettura, gravi anche le 2 donne che stavano viaggiando insieme a lui, una 64enne e una 31enne. Il quarto ferito, un uomo di 67 anni, ha riportato solo lieve ferite nell'incidente, la dinamica dell'impatto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma ora sappiamo qualcosa di più invece dell'incidente, quindi vediamo. 2 giovani cittadellesi sono rimasti coinvolti in uno spettacolare incidente stradale avvenuto sulla strada che da Auronzo di Cadore sale a Misurina in provincia di Belluno. All'altezza di Palus San Marco la macchina, una Peugeot, è sbandata e si è ribaltata per cause che sono ancora al vaglio. Probabile che il conducente abbia perso il controllo a causa del ghiaccio presente sulla sede stradale. Feriti lievi 2 passeggeri. Ed ora ci spostiamo a Portogruaro perché vedete che cosa è successo. Insegne, terrazzini, fioriere. Un camionista è entrato, pensate, con il suo mastodontico tir in pieno centro appunto a Portogruaro, distruggendo ogni cosa. I residenti terrorizzati si sono chiusi in casa. Vediamo. Momenti di panico nella notte tra sabato e domenica quando un ubriaco polacco di 45 anni alla guida di un tir è entrato nel centro storico di Portogruaro in via Mazzini, provocando danni per migliaia di euro. Erano le 4 e visto l'orario per strada non c'era nessuno. La via in cui si è insinuato il camionista viene definita la stretta, proprio per la conformità. Sembra una calle che unisce via Martiri a via Garibaldi nel cuore della città e tra i palazzi storici. Il 45enne ha ignorato ogni tipo di divieto, riuscendo a percorrere anche via Garibaldi e via Seminario, sfiorando le auto in sosta. Ha poi svoltato a sinistra su via Mazzini, abbattendo le insegne di una tabaccheria, i canali di gronda che portano
portano ai pozzetti, i terrazzi degli edifici storici e ha sradicato vasi, fioriere e le tende dei negozi. Non si è fermato nemmeno quando gli specchietti della cabina di guida si sono staccati e un terzo sul davanti ha frantumato il cristallo anteriore. Solo quando si è ritrovato a pochi passi da via Martiri si è arreso davanti al portico alto 2 metri. A lanciare l'allarme sono stati i residenti terrorizzati da ciò che vedevano. L'arrivo dei carabinieri ha messo fine a questa distruzione. L'uomo è stato portato in caserma e sottoposto all'alcol test, risultato ovviamente alterato. È stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con infrazioni a seguito. Il sindaco Maria Teresa Senatore ha dichiarato che la vicenda, pur essendo evidentemente di matrice non terroristica, conferma a necessità l'impegno di mettere sempre in atto tutti gli accorgimenti necessari e previsti, quali varchi e misure di sorveglianza per le varie manifestazioni che si svolgono a Portogruaro, per le quali, ha detto, è doveroso che l'amministrazione garantisca primariamente la sicurezza delle persone nel contrasto ad atti sconsiderati. Ed ora una breve pausa, torniamo subito dopo, parliamo delle polemiche legate all'aumento del pedaggio dell'autostrada Venezia-Padova. Rieccoci rientrati in studio, continuano le polemiche sull'aumento di pedaggio lungo l'autostrada Venezia-Padova. La presidente di CAV, Luisa Serato, risponde all'ex ministro Toninelli che aveva attaccato la regione. Vediamo. Non si sa se per farlo prenda l'autostrada del Sole, ma la polemica sull'aumento di pedaggio sulla tratta Padova-Marghera rimbalza da Roma a Venezia anche nel giorno dell'Epifania. L'affondo dell'ex ministro ai trasporti Danilo Toninelli è rispedito al mittente dalla presidente di concessionarie Autostrade Veneto Luisa Serato. Toninelli ha sottolineato come gli unici aumenti autostradali in Italia nel 2020 siano avvenuti in Veneto e in Lombardia, 2 regioni a guida leghista da decenni. Ma, risponde Serato, la decisione sulle tariffe è più complessa. La concessionaria infatti non provvede autonomamente a degli aumenti che arrivano dopo un'ampia fase istruttoria che coinvolge sia il Ministero dell'Interno che quello dell'Economia e delle Finanze. Sta di fatto però che si tratta di in questo momento di uno dei pedaggi più cari in Italia. No, ma guardi, su questo non c'è dubbio. Sta di fatto però che l'infrastruttura non è ancora pagata però e la stiamo pagando e il piano di rientro, cioè il piano economico-finanziario che sostiene il bond, che come noto insomma ammonta a 830 milioni di euro e gli investitori sono tutti internazionali, prevede questi adeguamenti. CAV è partecipata al 50% dalla Regione Veneto e al 50% da ANAS, che esprime anche l'amministratore delegato, mentre 3 membri su 5 del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, sono espressi dalla Regione, ma il Presidente non ha poteri esecutivi. Quindi per i pedaggi, per l'aumento di quest'anno, da chi è partita comunque l'iniziativa? È una delle cose che manco passa per il CDA, nel senso che è una questione squisitamente tecnica, no? E quindi probabilmente, adesso io non lo so, ma la richiesta di adeguamento del pedaggio sarà firmata, motivandola ovviamente, dal dirigente amministrativo, per dirle, cioè il CDA è a conoscenza perché sa che si fa così, sa che viene fatto tutti gli anni, quindi tutti gli anni tutte le concessionarie italiane chiedono l'adeguamento. Resta il fatto che l'aumento ha provocato diversi malumori per chi la tratta la percorre tutti i giorni per lavoro, 3 euro per una ventina di chilometri, quindi 6 tra andata e ritorno, tanto che si è paventata l'ipotesi di sgravi per i residenti delle province di Venezia, Padova e Treviso. Dipende un po' da quello che decide di fare il Parlamento, il governo e il Parlamento ovviamente in questo caso, perché la modifica naturalmente dovrebbe avvenire per via legislativa. E allora sentiamo l'attacco delle scorse ore da parte dell'ex ministro Toninelli, al quale naturalmente non è mancata la replica immediata della Regione Veneto. Le regioni dove sono aumentati i pedaggi sono solo queste 2. Lombardia e Veneto, le regioni che sono storicamente amministrate dai bravissimi governatori e amministratori della Lega. La prima polemica del 2020 corre lungo l'autostrada e il pedale dell'acceleratore di una corsa già iniziata nei giorni scorsi dopo l'annuncio dell'aumento del pedaggio di CAV lo spinge il Movimento 5 Stelle, trasformandolo in agone politico a pochi mesi dalle regionali.
Tuona Toninelli, il pentastellato che da ministro non presenziò all'avvio del primo tratto di Pedemontana, sgarbo istituzionale che la giunta leghista ricorda ancora. Come dire, mai corso buon sangue. E non è bastato che in questi giorni il governatore Zaia abbia annunciato il progetto di trasformazione di CAV in CAV 2.0 che consentirebbe l'abolizione del pedaggio della Padova-Venezia, tratta nel mirino delle polemiche. L'attacco di Toninelli è chiaro. Nelle autostrade leghiste gli aumenti ci sono perché sono talmente in perdita e mal gestite e mal programmate che non c'è alternativa. Sono talmente progettate male, costruite male come modelli che portano gli aumenti e senza questi aumenti vanno veramente gambe per aria perché le hanno strutturate appunto con modelli finanziari di base che sono totalmente fallimentari, flussi di traffico previsti ovviamente sbagliati, molti di meno, sono veramente autostrade poco utilizzate e con questi aumenti lo saranno ancora di meno. Ma da Palazzo Balbi la risposta è altrettanto cristallina e arriva per voce dell'assessore ai trasporti e alle infrastrutture Elisa De Berti. Forse l'ex ministro Toninelli dimentica di aver firmato lui, nelle vesti di membro del governo Conte 1 a fine 2018, il decreto di aumento delle tariffe dei pedaggi di CAV. Inoltre, pare aver dimenticato che CAV è una società concessionaria pubblica, dove il 50% è in mano ad ANAS, che esprime anche l'amministratore delegato. E sulla gestione puntualizza: CAV è l'unica società concessionaria a gestione pubblica con bilanci sanissimi. Se il modello è sbagliato, perché allora firmare un anno fa il decreto con l'aumento dei pedaggi? O forse, conclude De Berti, Toninelli non si è reso conto di ciò che firmava. E la pagina sindacale adesso, perché per i lavoratori della Safilo è l'ora della verità. È previsto infatti per domani a Padova l'incontro tra i sindacati e l'azienda rappresentata dall'amministratore delegato Angelo Trocchia, e sul tavolo la gestione dei 700 esuberi dichiarati nelle scorse settimane. Vediamo. Dopo gli scioperi e le assemblee nei siti produttivi è l'ora della verità per i lavoratori di Safilo. L'incontro di domani fra sindacati e la direzione aziendale alla presenza dell'amministratore delegato Angelo Trocchia si annuncia particolarmente teso. Sul tavolo vi è la scottante decisione in relazione alla gestione dei 700 esuberi dichiarati nelle scorse settimane, 400 a Longarone, una cinquantina a Padova e 250 nello stabilimento di Martignacco, che stando così le cose è destinato alla chiusura. Un incontro molto difficile dove l'azienda, a fronte di iniziative tese a recuperare attività nei siti produttivi italiani, comunica una perdita di volumi pari al 50%. 700 licenziamenti, sia investimenti! Lo sciopero generale di tutto il gruppo dello scorso 13 dicembre, col blocco immediato degli straordinari di qualsiasi altra flessibilità oraria, è stata la prima risposta delle organizzazioni sindacali di categoria. Pur prendendo atto di una importante situazione di difficoltà che mette a rischio la sopravvivenza della stessa Safilo, dicono sindacati e RSU, ribadiamo che non è possibile che siano sempre i lavoratori a pagare il conto di scelte e strategie inadeguate adottate dall'azienda. La richiesta di bloccare qualsiasi procedura ha portato al confronto previsto appunto per domani. Da indiscrezioni l'azienda sarebbe disposta a gestire gli esuberi mettendo sul tavolo la proposta di contratti di solidarietà che tutelerebbe i lavoratori. I sindacati sono pronti a discuterne, a patto che Safilo ritiri il piano industriale quadriennale e ne presenti un altro, credibile, a garanzia dei lavoratori e della continuità produttiva. E a Venezia gondolieri sub nuovamente al lavoro per ripulire i canali della città dai rifiuti sommersi. Questa mattina l'intervento è stato nel Rio di San Luca. Vediamo che cosa hanno trovato. Un carrello da portabagagli emerge dalle acque del Rio di San Luca e va ad aggiungersi alle circa 4 tonnellate di rifiuti sommersi nei canali di Venezia, ripescati negli 8 interventi di pulizia dei fondali effettuati finora dai gondolieri sub. Come questo carrello sia finito fino a qui è difficile dirlo, ma è sicuramente in buona compagnia tra le centinaia di oggetti recuperati in questo periodo. Non solo bottiglie, lattine, chincaglierie varie, ma persino lavandini, caldaie, pneumatici, biciclette, sanitari, cavalletti delle passerelle dell'acqua alta, tubazioni, fusti di birra, materiale edile vario e addirittura 2 motori fuoribordo. Sfidando la rigida temperatura invernale, i sub dell'Associazione Gondolieri di Venezia sono tornati all'opera nel Rio di San Luca, già luogo del loro ultimo intervento a dicembre, nel tratto compreso tra Campo Manin e il ponte di Piscina di Frezzaria, sul Rio dei Barcaroli.
6 ore di lavoro che si sono confermate la consueta caccia al tesoro. Oltre a centinaia di chili di rifiuti di vario genere, sono comparsi un condizionatore climatico, un'elica, un carrello da portabagagli e uno d'albergo. Le immersioni proseguiranno con cadenza mensile fino ad aprile. Prossime tappe: Rio della Fava, Canal Grande, a ridosso della riva da Palazzo Grimani a Cafarsetti e Rio San Polo. Breve pausa, torniamo subito dopo, parliamo di pane e vin. Rieccoci nuovamente in studio, andiamo ad Arcade, dove nonostante le polemiche sullo smog in 7.000 si sono ritrovati attorno al pane e vin più grande della Marca e fa parte di una grande tradizione veneta. Il popolo risponde bene a queste tradizioni, come diciamo noi, piuttosto che si perda una tradizione meglio che si bruci un paese. Ha commentato così il governatore del Veneto l'appuntamento fisso con la polemica sui pane e vin. E l'ha fatto dalla catasta più alta della Marca, ad Arcade, che si fregia del titolo di paese del pane e vin. Oltre 7.000 gli spettatori che non sono mancati con quello che da sempre è il rito della luce, dal quale si traggono gli auspici per l'anno appena iniziato. Noi siamo un popolo che ha coesione, che guarda al futuro con positività e questo penso che sia assolutamente foriero di bei risultati. Ovviamente ci aspettiamo l'autonomia che cerchiamo ovviamente di difendere fino in fondo, visto e considerato che abbiamo già sono già passati 2 anni dal referendum, per cui ancora siamo al lavoro per l'autonomia. E nel giorno della Befana Zaia ricorda come dalla regione ci sia comunque stato un regalo ai veneti. Siamo l'unica regione in Italia che non applica tasse regionali, quindi quando leggo che qualcuno dice hanno applicato i ticket regionali vuol dire che non si sa neanche di cosa sta parlando. 1.179 milioni di euro all'anno che la regione Veneto, unica in Italia, ha chiesto di non applicare. Pane e vin che ha fatto un po' fatica ad accendersi, mentre tra la gente c'era un po' di confusione sulla tradizione. Perché tutti guardano il fumo? Per sapere come va l'anno, se va bene o no. E quindi cosa deve andare? Verso il dritto, non lo so, verso point, no, verso mattina se non sbaglio. Che l'aria deve tirare sempre verso il Veneziano. Qua praticamente gli fanno il processo alla vecchia, giusto? E nel più tipico segno dei tempi arriva dall'integrazione la risposta giusta. Da dove viene? Dal Marocco. Ecco, allora ci vuole raccontare come funziona il pane vin, cosa si deve guardare? Sì, buoni. E il fumo cosa serve, cosa c'entra? Si porta fortuna quello. E dove deve andare perché porti fortuna? Verso Montebelluna. Per la cronaca il fumo per diverso tempo non ha preso alcuna direzione, salvo poi spostarsi verso sud-ovest con pronostico positivo, nel quale ognuno ha riposto i propri desideri. Tanta fortuna e tanta pace. Pace, tranquillità e felicità per tutti. Una cover per il cellulare. E tra i desideri inevitabile quello di Domenico Presti, visibilmente emozionato all'accensione del suo ultimo pane vin da sindaco di Arcade. Il mio desiderio sarebbe quello di vincere la campagna elettorale espresiano, se gli espresianesi vorranno, e continuare a fare il sindaco è una cosa comunque che mi piace molto, amo la gente, quindi il desiderio mio ovviamente come quello di continuare a fare il sindaco. E come abbiamo visto i pane e vin dell'Epifania, anche quest'anno la Marca hanno riunito decine di migliaia di persone ed è una grande festa a cui hanno fatto però da contraltare quelli che sono i dati molto elevati sull'inquinamento. Vediamo. Tradizione contro inquinamento, festa contro aria irrespirabile. Il giorno dopo i 200 pane vin dell'Epifania, 10 solo a Treviso, nel capoluogo è scontro, perché i dati delle PM10 nell'aria sono impressionanti. 445 microgrammi per metro cubo d'aria, quelli registrati a mezzanotte dalla centralina di via Lancieri da Novara. 9 volte il limite consentito, un picco che non si è diradato alle svelte vista l'assenza di vento. E sui social ci si scatena, tanto da domandarsi in condizioni meteo del genere se non fosse il caso di annullarli i falò. Ma è una tradizione difficile imporre, la cancellazione di una cosa che ha la cui durata, la cui nascita si prendono dei tempi, che aveva anche dei valori anche diversi che forse andrebbero in qualche modo riscoperti. Si può certamente avere delle accortezze, sicuramente non bruciare cose che possono incrementare l'inquinamento, una durata anche contenuta, ma insomma credo che ci voglia una misura, come al solito, un po' di misura su tutto. Tra maggioranza e opposizioni è scontro aperto. Noi ci teniamo a mantenere queste tradizioni, è chiaro che è un sacrificio che viene fatto alla questione ambientale, sicuramente è un'eccezione che si fa una volta l'anno,
C'è da dire che in un ambito più allargato non incidono solo su Treviso, ma su tutta la provincia di Treviso, e quindi abbiamo accettato questa condizione. Vedo molti esponenti del Partito Democratico che non si ricordano quando andavano a organizzarli loro, a festeggiare o a bersi del vin brûlé e della pinza, e quindi probabilmente le elezioni del 2018 li hanno fatto perdere un po' la memoria. Manera ricorda anzi che nel 2015, a metà mandato dell'amministrazione Manildo, il dato era proprio 450. Ma io ci partecipo ancora, le tradizioni appunto sono importanti, sono belle e è giusto andarci. Io vado sempre al Panevin. Dopodiché sono consapevole però che ad oggi la pianura padana è una delle zone più inquinate del pianeta e dobbiamo non smetterla di chiuderci gli occhi di fronte a questi dati. Mi sembra che sia chiaro che qui c'è stato proprio un attentato alla salute e chi ha la responsabilità politica, amministrativa della città e dei cittadini dovrebbe farsi un serio esame di coscienza e invece di giustificare queste politiche chiedere scusa e cambiare assolutamente rotta. Farne meno, più controllati, più piccoli, perché va tutelato assolutamente la salute delle persone più deboli. Quello che non si può discutere è che domani, 7 gennaio, settimo giorno dell'anno e settimo anche di sforamento della soglia tollerata di PM10, in città scatterà l'allerta arancione con il blocco anche dei veicoli a diesel Euro 4. E il dibattito sullo smog e i Panevin rimbalza naturalmente anche dai social alle piazze. Noi abbiamo voluto sentire la gente che cosa ne pensa. Credo che sia una festa così importante che merita anche qualche piccolo disguido. Che ricominciano le scuole il problema sarà molto più ampio, visto che vedo un sacco di autobus che vedevo quando andavo a scuola io. Quindi forse quello è un vero problema, una volta all'anno, pazienza, teniamo le tradizioni. Tutti se ne fregano, siamo in Italia, viva l'Italia, tanto guarda, critichiamo tanto però nessuno fa niente. Quindi secondo lei andrebbero levati? O perlomeno diminuiti. Teniamo anche rispettiamo la tradizione. Come si fa a buttare via una roba del genere? Perdiamo tutte le nostre tradizioni. Quindi questi Panevin sono anacronistici. Quindi secondo lei insomma vanno levati? Vanno levati. Si può anche cambiare, ma le tradizioni restano, dai, dobbiamo tenerle. Magari ridurre un po' le pile, invece di alzarle grandi, ridurle un po'. Bisogna mantenere le tradizioni, eliminare magari delle altre cause, meno macchine. Non so, le tradizioni vanno assolutamente conservate. È una tradizione sicuramente da tenere, però magari moderarla, insomma, cercare di unire le due cose. Dovrebbe essere monitorato, quindi qualche volta, in qualche caso, solo per mantenere la tradizione, non che sia così diffuso, sicuramente. E vediamo quindi una breve carrellata di quello che è successo oggi. Torniamo a Venezia. Il muraglione testimonia che qualcosa non ha funzionato nella vita della nostra comunità. Sono queste le parole del patriarca Francesco Moraglia in visita al carcere femminile della Giudecca, appunto alla vigilia dell'Epifania. Una consuetudine, ha detto, che nasce dal desiderio di dire che le mura che vi separano dalla città dicono di un fallimento di tutti prima che la messa abbia inizio. Un pensiero viene letto a nome di tutte le presenti che hanno preso posto ai banchi del salone adibito a chiesa nel carcere, dove all'ingresso si scorge il presepe fatto con la barca spezzata dal maltempo il 12 novembre scorso in laguna. Siamo tutte figlie e molte di noi sono anche mamme, le membra più fragili, attraverso un percorso in cui ci rafforziamo, dice leggendo una giovane. Moraglia, prima di cominciare, la invita ad avvicinarsi all'altare, la saluta e poi c'è un commovente abbraccio. E grande festa oggi in Canal Grande per la tradizionale regata delle Befane, un po' vista in tutto il mondo, da più di 40 anni, appuntamento fisso di quella che è l'Epifania veneziana. Befane solcano a colpi di remo il Canal Grande. Ad accoglierle pende dal ponte di Rialto un'enorme calza. Se contenga dolcetti o carbone non ci sono dubbi. La regata delle Befane, nata nel 1978 dalla felice intuizione di due soci della Reale Società Canottieri Bucintoro, è oramai diventata una piacevole tradizione dell'Epifania veneziana.
A sfidarsi 5 mascarette condotte da gondolieri over 50 abbigliati per l'occasione. Partenza da San Tomà, giro del Paleto a Rio di San Polo e arrivo per l'appunto sotto il ponte di Rialto. A vincere per la cronaca è stata la mascaretta marrone di Riccardo Romanelli, San Vio, che ha preceduto la gialla di Sandro Inchiostro, Saccarosio e l'arancione di Francesco Guerra, Malaga. Ma soprattutto la regata è stata come sempre una bella festa. Tante persone assiepate lungo le rive dei canali e sul ponte simbolo di Venezia e a fare da cornice alla competizione barche a remi, con a bordo, oltre che tanti sostenitori, anche Babbi Natale e Befana, e in riva del Vinale Pink Lioness in Venice ad offrire caramelle e dolcetti per i più piccoli e cioccolata calda, tè e vin brûlé per gli adulti, a celebrare un appuntamento che dà anche idealmente avvio alla stagione remiera 2020. E fuochi d'artificio e rogo per la Befana Campagnari di Tezze sul Brenta. L'abbiamo scelta perché è già stata famosa, una Befana da Guinness dei primati per la sua scopa, la scopa più lunga del mondo. Grandi festeggiamenti oggi a Campagnari di Tezze sul Brenta per la 43esima festa della Befana, grazie al superattivo comitato festeggiamenti di 25 volontari che si ricordano proprio grazie al Guinness dei primati della Befana con la scopa più lunga al mondo e che oggi con soddisfazione già alle prime ore del pomeriggio avevano terminato ogni preparativo con le immagini dall'alto che ci hanno mandato, preparazione già iniziata almeno sulla carta ancora dalla fine dell'Epifania scorsa. Fuochi d'artificio, rogo della Vecchia a partire dalle 19, che porti a tutti tanta fortuna per il nuovo anno. Tutti con il naso all'insù per questa edizione che ha visto una particolarità diversa dagli anni precedenti, la costruzione di un labirinto dove i bambini sono stati invitati ad entrare per trovare alla fine del percorso la loro calza. Oltre a questo, il pomeriggio della Befana a Campagnari ha anche segnato momenti di giochi con la lotteria, specialità dei panini onti, cioccolata calda, vari giochi. E chissà il comitato cosa riserverà per l'Epifania del 2021, appuntamento che richiama ogni anno moltissime famiglie anche da fuori zona. Questo è tutto, io mi fermo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata, arrivederci.